Pace e bene a voi presenti, a quanti sono in collegamento televisivo con il santuario di San Leopoldo a Padova. Iniziamo la Santa Messa con il canto Ti esalto, Dio mio Re, che troviamo al numero 8. Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi. Celebriamo oggi l'Eucaristia facendo memoria di San Carlo Borromeo. Visse nel 1500, fu vescovo di Milano, arcivescovo di Milano e cardinale. Si adoperò molto per tradurre nella concretezza della vita di ogni giorno gli insegnamenti del Concilio di Trento. Ristabilì la disciplina del clero, fondò il seminario, formò i fedeli mediante l'istruzione catechistica. Ebbe molto a cuore la celebrazione dei sacramenti e l'intensa predicazione. Chiediamo la sua intercessione, il suo amore per la parola di Dio, il suo amore per la Chiesa, il suo amore per le anime, anche in questo nostro tempo, anche il nostro tempo, un tempo post-conciliare, perché possiamo mettere in pratica i suggerimenti dello Spirito Santo, traducendoli nella concretezza di una vita sempre più fedele a Cristo e al Vangelo. Riconosciamoci ancora una volta peccatori per celebrare meno indegnamente i santi misteri. Signore, che sei venuto a cercare chi era perduto, Kyrie eleison. Cristo, che hai dato la tua vita in riscatto per tutti, Christe eleison. Signore, che raccogli nell'unità i figli di Dio dispersi, Kyrie eleison. Dio onnipotente e buono abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Custodisci nel tuo popolo, o Signore, lo spirito di cui hai ricolmato il Vescovo San Carlo, perché la Chiesa si rinnovi incessantemente e, conformandosi all'immagine del tuo Figlio, manifesti al mondo il volto di Cristo Signore. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, Dio ha forse ripudiato il suo popolo? Impossibile. Anch'io infatti sono israelita, della discendenza di Abramo, della tribù di Beniamino. Dio non ha ripudiato il suo popolo, che egli ha scelto fin da principio. Ora io dico, forse inciamparono per cadere per sempre? Certamente no.
ma a causa della loro caduta la salvezza è giunta alle genti per suscitare la loro gelosia. Se la loro caduta è stata ricchezza per il mondo e il loro fallimento ricchezza per le genti, quanto più la loro totalità. Non voglio infatti che ignoriate, fratelli, questo mistero, perché non siate presuntuosi. L'ostinazione di una parte di Israele è in atto fino a quando non saranno entrate tutte quante le genti. Allora tutto Israele sarà salvato, come sta scritto: da Sion uscirà il liberatore, egli toglierà l'impietà da Giacobbe. Sarà questa la mia alleanza con loro quando distruggerò i loro peccati. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore non respinge il suo popolo. Il Signore non respinge il suo popolo. Beato l'uomo che tu castighi, Signore, e a cui insegni la tua legge, per dargli riposo nei giorni della sventura. Il Signore non respinge il suo popolo. Poiché il Signore non respinge il suo popolo e non abbandona la sua eredità, il giudizio ritornerà a essere giusto e lo seguiranno tutti i retti di cuore. Se il Signore non fosse stato il mio aiuto, in breve avrei abitato nel regno del silenzio. Quando dicevo, il mio piede vacilla, la tua fedeltà, Signore, mi ha sostenuto. Il Signore non respinge il suo popolo. Alleluia, alleluia. Prendete il mio giogo sopra di voi, dice il Signore, e imparate da me che sono mite e umile di cuore. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. Un sabato Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei per pranzare ed essi stavano a osservarlo. Diceva agli invitati una parabola, notando come sceglievano i primi posti. Quando sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto, perché non ci sia un altro invitato più degno di te, e colui che ha invitato te e lui venga a dirti: cedili il posto. Allora dovrai con vergogna occupare l'ultimo posto. Invece, quando sei invitato, va a metterti all'ultimo posto, perché quando viene colui che ti ha invitato ti dica: amico, vieni più avanti. Allora ne avrai onore davanti a tutti i commensali, perché chiunque si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato. Parola del Signore. Abbiamo ascoltato anche oggi nella prima lettura l'intenso amore dell'Apostolo Paolo nei riguardi del suo popolo, il quale afferma: Dio ha forse ripudiato il suo popolo, il popolo di Israele? Impossibile.
Paolo ha la certezza che anche il popolo di Israele parteciperà alla salvezza portata da Cristo. Impossibile che Dio abbia ripudiato il popolo ebraico, perché i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili. Il patto che Dio ha fatto con il suo popolo di allora, di oggi, con ciascuno di noi, è un patto irrevocabile. Noi possiamo venir meno di fronte a questo patto, di fronte a questo amore gratuitamente offerto, ma Dio no. Dio non ripudia il suo popolo anche quando gli volta le spalle, anche quando si dimentica di lui. L'Apostolo arriva a dire che anche i peccati di Israele saranno perdonati, perché anche quel popolo rientra nel piano di salvezza universale. Anzi, sottolinea ancora San Paolo, il rifiuto di Cristo da parte di Israele ha aperto le porte del Vangelo ai pagani. La sua caduta è stata una ricchezza per le genti. In queste affermazioni dell'Apostolo sentiamo tutto l'amore per il suo popolo e la certezza che Dio redimerà tutti, poiché la grazia è destinata a tutti. Come ieri, anche oggi l'Evangelo secondo Luca ci presenta Gesù ad un pranzo nella casa di uno dei capi dei farisei. Ma perché Gesù accettava gli inviti, questo tipo di inviti, se sapeva che questo gli avrebbe attirato critiche, giudizi e condanne? In questo modo però Gesù manifestava la sua intenzione, il suo desiderio profondo di cercare i malati piuttosto che i sani, per correggerne i modi di pensare, i comportamenti sbagliati, suggerendo quelli giusti. Quella era l'occasione per dialogare con coloro che lo ostacolavano, che lo giudicavano, che cercavano di intralciare la sua missione e il suo compito di Salvatore di tutti gli uomini, e non si stanca di suggerire comportamenti secondo il cuore di Dio, modi di fare secondo il pensiero del Signore. Quello che dice in questa occasione sembrerebbero inviti ad osservare un buon galateo, ma sotto sotto ci sono inviti a orientare la nostra vita, la propria vita, su orientamenti giusti e sani, come quello per esempio di saper dominare l'ambizione e la vanità, di mettersi ai primi posti, di cercare di vivere con umiltà. Il nostro San Leopoldo direbbe come un'ombra che non lascia traccia di sé, per non far ombra a Dio, per non togliere nulla alla gloria di Dio. Il Signore ci invita anche a fare il bene di nascosto, perché il rumore non fa bene, così il bene non fa rumore. Lo ricordava anche Papa Luciani nelle sue omelie semplici ma profonde che toccavano il cuore di tutti. Come il rumore non fa bene, così anche il bene non deve far rumore. Non necessariamente deve essere sbandierato. Lo compiamo perché sentiamo che è giusto fare così e Dio, che vede nel segreto, ricompenserà, darà a Lui la ricompensa e farà fruttificare anche ciò che non osiamo sbandierare in giro. Sono insegnamenti salutari e sempre validi, ai tempi di Gesù come anche ai nostri tempi. Invochiamo la forza e la grazia dello Spirito Santo per metterli in pratica, come ha fatto con grande impegno il santo di cui oggi facciamo memoria, Carlo Borromeo.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. L'offerta che ti presentiamo, Signore, nella memoria di San Carlo Borromeo, ottenga ai tuoi fedeli i doni dell'unità e della pace, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Dio onnipotente ed eterno. Sospinto dal soffio dello Spirito, il santo pastore Carlo ha portato alle genti l'annunzio del Vangelo e i sacramenti della salvezza. Per questo segno della tua bontà, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Arduino e dei defunti della famiglia Reccanello, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto.
Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Carlo Borromeo, San Leopoldo, tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Comunione spirituale. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia, poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria, ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, per la conversione dei peccatori e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen.
Preghiamo. Saziati dai santi misteri, ti preghiamo umilmente, o Signore, fa che sull'esempio di San Carlo Borromeo professiamo la verità in cui egli ha creduto e testimoniamo nelle opere l'insegnamento che ci ha trasmesso. Per Cristo nostro Signore. O Dio, tu hai voluto Maria, Madre di Cristo e della Chiesa, e hai allietato la vita di San Leopoldo con una tenera devozione verso di lei. Consola la nostra vita con la grazia della sua bontà materna. Amen. Il Signore sia con voi. Vi accompagni e vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita e andate in pace. Immacolata 161.